I servizi energetici costituiscono un'opportunità di crescita per le aziende e per il territorio. È quanto emerso dalla conferenza internazionale finale del progetto Prometheus, cofinanziato dalla Commissione europea nell'ambito del programma Intelligent Energy Europe, che si è svolta venerdì 20 aprile 2012 ad Este presso l'Accademia dell'Artigianato. Reti, edilizia ed efficienza energetica sono stati i temi della giornata, che ha visto come interpreti l'Unione Provinciale Artigiani e il Centro Regionale per la Cooperazione Artigiana, protagonisti in un progetto europeo che ha coinvolto partner autorevoli di diversi paesi quali Francia, Spagna, Austria, Svezia e molti altri. Durante la conferenza sono stati esposti studi, buone pratiche, linee guida e soprattutto esperienze e progetti pilota realizzati sul campo. L'obiettivo è stato quello di offrire opportunità e sostegno alle imprese artigiane della filiera dell'edilizia, impegnate nei settori dell'efficienza energetica, dell'uso razionale dell'energia e delle fonti rinnovabili, contribuendo al miglioramento dell'organizzazione delle stesse attraverso reti o cluster, per consolidare la presenza sul mercato, rafforzare la fiducia del consumatore attraverso servizi di qualità e favorire infine un'ampia diffusione di sistemi energetici efficienti a piccola scala. Per far fronte alla crisi del settore edilizia, l'UPA ha sviluppato un progetto di aggregazione per fare business, mettendo a disposizione risorse professionali secondo un modello organizzativo più competitivo. Le difficoltà del settore, infatti, impongono un'inversione di tendenza rispetto ai metodi produttivi tradizionali. Una via d'uscita può essere rappresentata dalle cosiddette greenhouse e dalle ristrutturazioni edilizie realizzate con tecniche e tecnologie ispirate alla riduzione del consumo energetico degli edifici. Una fetta importante su quello che è il mondo dell'edilizia e della costruzione è occupato dagli artigiani come primi attori. Ecco che anche nella trasformazione del loro lavoro convegni di questo genere, di questa importanza, aiutano a rivedere la propria professionalità, a rivederla per quello che è il futuro quindi non solo delle nuove generazioni, ma soprattutto in un momento di crisi delle aziende attuali. Sempre più, secondo noi, il lavoro dell'artigiano deve essere riqualificato e portato avanti. Non è sufficiente il lavoro dell'industria, quindi produrre un oggetto, un prodotto insomma in forma seriale, ma la qualità data dall'artigiano, quindi con il suo impegno, col il suo creare, diventa, lo è stato e lo sarà sempre più e continuerà ad essere il famoso valore aggiunto. Il convegno ha visto la partecipazione di Maurizio Melis, attento giornalista scientifico, profondo conoscitore delle ultime tecnologie per il risparmio e l'efficienza energetica, voce di diverse trasmissioni di scienze in onda su Radio 24, tra le quali Mr. Kilowatt e Smart Cities. Che cosa si può dire agli imprenditori artigiani dell'edilizia in termini di prospettive e opportunità di mercato in questo momento drammatico per la nostra economia? A livello europeo si sta finalmente aprendo una finestra importante che è quella dell'efficienza energetica, che finora è stata molto trascurata e secondo me molto colpevolmente trascurata, che è molto più labor intensive, quindi richiede molto più lavoro anche di tipo artigiano di quanto non richiedano le rinnovabili, che spesso sono appannaggio di grandi aziende, con l'esclusione del fotovoltaico che va su tutti i tetti, il resto con gli artigianati purtroppo c'entra abbastanza poco. L'efficienza energetica invece è una grande opportunità e l'Europa sembra che si stia muovendo adesso finalmente in questa direzione. L'innovazione e la tecnologia entreranno sempre di più nella filiera delle costruzioni, ma le aziende che conservano metodologie costruttive tradizionali riusciranno a mantenere uno spazio? Pensiamo che noi abitiamo in un paese, l'Italia, ma un po' questo è un discorso effettivamente che ha una valenza a livello europeo, in cui abbiamo tantissimi edifici storici e abbiamo la partita della riqualificazione. Lì se non si recuperano anche tecniche costruttive vecchie si rischia di danneggiare gli edifici, ormai questo è stato chiaro. Ci vuole una capacità di intervenire con puntualità che penso proprio gli artigiani possono mettere in campo se si danno da fare e si tengono al passo, perché non può essere che questo continuare a utilizzare per esempio vecchi materiali sia un non guardare che cosa sta succedendo, bisogna fare tutte e due le cose. Arricchito l'incontro la presenza di Riccardo Viaggi, segretario generale degli European Builders Confederation, la Confederazione Europea degli Artigiani e delle Piccole e Medie Imprese, che rappresenta proprio gli artigiani e le piccole e medie imprese edili a Bruxelles. Il tema dell'assetto del credito nelle piccole e medie imprese è un problema realmente affrontato a Bruxelles, a suo giudizio?
Sì, è un problema realmente affrontato. L'accesso al credito è un grande problema, non solo in Italia, lo sappiamo, ma anche in Europa. Il nostro osservatorio europeo ci dice che in tutti i paesi le PMI soffrono per l'accesso al credito, hanno grossi problemi. La possibilità è limitata solo a livello europeo, infatti l'azione a livello europeo, questo in generale, è efficace solo se coordinata tra il livello europeo e tutti i paesi dell'Unione Europea. Fare rete e sfruttare il mercato dell'eco-building, dunque, è la soluzione alla crisi per le imprese artigiane. Lavorare intorno a un progetto di casa ecologica sostenibile, con tutte le tecnologie ultime e moderne che si sono sviluppate, impiantata nel nostro tessuto del saper fare, è sicuramente un modello che può portare, che può essere utilizzato per sviluppare notevolmente l'impresa nel settore dell'edilizia. Dobbiamo avere degli attori scientifici che ci aiutano nell'innovazione, dobbiamo avere anche i decisori locali, parlo del governo comunale, dei governi locali e dei governi regionali, per attuare tutta una serie di iniziative che proprio favoriscano questo tipo di attività sostenibile per il territorio e per la nostra vita futura. Craca lavora da oltre 30 anni per aggregare. Immaginate che il Craca ha oltre 40 consorzi che lavorano con lui e che hanno costruito progetti di innovazione e di sviluppo. Non da ultimo il progetto della Finestra Veneta. Il Craca è una risposta reale a quello che può essere proprio l'apertura di una finestra verso la comunità europea, ma verso l'internazionalizzazione, che è un ruolo molto importante che la piccola e media impresa possono giocare nel prossimo futuro, perché ricordiamoci che le parole chiave per uscire dalla crisi sono export, know-how, innovazione e marketing, e queste attività si possono ottenere quasi esclusivamente se c'è un pool, se esiste un pool di aziende, di persone, di competenze che si mettono insieme per dare questo tipo di risultato. Il sindaco della città di Este, che ha ospitato il convegno, ha portato la sua visione di amministratore rispetto alla progettazione ecosostenibile. Io credo che da questo punto di vista sia importante il lavoro che si sta facendo nell'ambito dell'intesa programmatica d'area, perché nell'ambito dell'IPA, che vuol dire mettere insieme i 46 comuni della Bassa Padovana, le associazioni di categoria, le organizzazioni che operano attivamente all'interno di questo territorio e insieme la provincia tra l'altro, all'interno dell'IPA abbiamo deciso tutti insieme di aderire al patto dei sindaci. Aderire al patto dei sindaci vuol dire porci l'obiettivo di collaborare attivamente alla realizzazione di quei numeri importanti che è il 20-20-20, cioè la riduzione dell'inquinamento entro il 2020. Essere all'interno del patto dei sindaci vuol dire anche avere le risorse per fare gli investimenti per ridurre il consumo di territorio, per ridurre il consumo di energia. Ecco, questo ha un senso se lo si fa insieme. All'interno dell'IPA abbiamo deciso di fare questo percorso condiviso, che vuol dire fare tante piccole azioni in tutti i comuni, ma insieme credo che riusciremo a fare veramente dei passi avanti importanti. Il convegno ha visto interventi di autorevoli esperti, anche internazionali, ed è emerso che l'innovazione e la tecnologia entreranno sempre più nella filiera delle costruzioni. Questo è il messaggio rivolto agli imprenditori artigiani dell'edilizia in questo momento economico di difficoltà, in termini di prospettive e opportunità di mercato.